Buonasera, buonasera, ben ritrovati, 20:10 come sempre dopo il telegiornale di Treviso. Allora, prima di iniziare solo vi ricordo un appuntamento con la programmazione, perché dopo di noi alle 21:15 in prima serata, vi ricordo, è venerdì, quindi c'è 40, la trasmissione che ogni venerdì con Lucio Zanato ripercorre i 40 anni di storia di Antena 3 con uno straordinario materiale d'archivio della nostra emittente. E poi vi ricordo, abbiamo già ricordato nei nostri telegiornali, è un appuntamento imperdibile, domani sera 21:15 vi mostreremo il documentario realizzato proprio dalla nostra emittente sulla tempesta Vaia, i giorni terribili del Veneto in ginocchio, domani alle 21:15 da non perdere. Allora, veniamo a noi, veniamo a questa serata di approfondimento in cui parleremo delle Proloco. Il titolo è indicativo, Proloco non solo sagre. Perché? Perché le Proloco nell'immaginario collettivo sono le organizzazioni di volontari molto importanti, anche con diverse problematiche, ne parleremo, che organizzano le sagre, le feste enogastronomiche, ma non sono soltanto questo. C'è un esercito di volontari che lavora anche per obiettivi solidali, e allora di questo anche parleremo questa sera. E lo facciamo con Marco Zabotti, buonasera. Buonasera. Che tra le tante cose è direttore scientifico dell'Istituto Beato Toniolo, ma questa sera è qui anche come portavoce del Consorzio Proloco Quartier del Piave. Buonasera. Grazie, buonasera. E con Maria Elena Filippi, buonasera. Buonasera. Che è coordinatrice di un progetto importante di cui parleremo stasera, frutto di un sostegno sociale, è un'iniziativa che andrà in scena il 10 di novembre e ne parleremo fra pochissimo, anzi ne parliamo subito. Allora, le Proloco non sono solo sagre, sono anche iniziative solidarie molto importanti come queste. Di cosa parliamo? Sì, parliamo di frutto di un sostegno sociale che è nata 19 anni fa, perché un gruppo di genitori di figli disabili si è rivolto al Consorzio Proloco ponendoci la domanda: cosa succederà quando noi non ci saremo più, o cosa succederà quando saremo anziani e non avremo più la possibilità di accudire i nostri figli. Problematica importante, insomma, che è molto attuale. Importante, è attuale e molto presente nella nostra provincia. A quel punto le Proloco si sono attivate, abbiamo organizzato questa iniziativa che è una raccolta fondi, distribuiamo delle cassettine di mele la seconda domenica di novembre in concomitanza con la festa di San Martino, e siamo presenti ad oggi in 83 comuni, in 210 piazze. Abbiamo coinvolto 50 associazioni Proloco e una ottantina di altre associazioni, e abbiamo un totale di 800 volontari impegnati. 800 volontari. 800 allora, volontari. Questa giornata è il 10 di novembre, vero? Sì. Come si estrinseca allora? Allora, succede che abbiamo questi 800 volontari che si presentano principalmente nei sagrati delle chiese oppure nelle piazze principali del paese e distribuiscono una cassettina di mele biodinamiche provenienti dal Trentino Alto Adige con un'offerta, un minimo contributo di 12 euro. Ecco, com'è nata allora questa esigenza già tanto tempo fa? È nata perché il problema sono i disabili adulti che restano da soli, quindi o i genitori vengono a mancare oppure si ammalano, sono anziani e non riescono più ad accudirli. Quindi la necessità di avere delle strutture dove poterli ospitare, strutture che sono dislocate nella provincia di Treviso, ne contiamo 10 noi tra quelle della nostra iniziativa, e sono strutture piccole perché hanno di media 16 posti letto e più 4 in pronta accoglienza, quindi pronte a far fronte anche a necessità improvvise. Ecco, questa raccolta fondi come le può aiutare allora? Ci può aiutare perché i cittadini della provincia i nostri concittadini, contribuendo con questa offerta, ci aiutano a raccogliere i soldi e noi li diamo a queste case per il loro mantenimento. Dobbiamo dire che in 19 anni abbiamo raccolto quasi 3 miliardi di vecchie lire, quindi un risultato molto importante e che ci fa capire quindi che i trevigiani ci sono. 1,5 milioni di euro, esatto, attuali. Che però fanno comodo a queste case. I trevigiani sono sempre molto solidari, sì, tutti molto. I veneti, però è davvero importante come cifra. Molto molto importante, infatti è una delle iniziative secondo me che rappresenta anche l'orgoglio della provincia di Treviso, perché veramente stiamo dando tutti quanti molto per questa iniziativa. Merito anche dei volontari. I volontari in primis, perché senza di loro questa iniziativa non verrebbe fatta.
Marco Zavotti, allora, i volontari sono il cuore ovviamente del Proloco, non sono solo sagre, anche se è importante anche le sagre, sono importanti anche ovviamente la valorizzazione dei prodotti del territorio, delle festività. Nella radice pro loco, c'è il senso di dire noi siamo a favore, cioè è tutta una esigenza, una prospettiva e una voglia di essere a servizio e a favore del proprio territorio. E quindi già nella denominazione, nella ragione sociale del Proloco c'è un'intuizione e c'è uno stile, ed è lo stile proprio della concretezza e della disponibilità e della generosità. E le sagre sono una delle espressioni, come dire, autentiche, popolari, tradizionali, in cui si estrinseca questa attività normale, quotidiana del Proloco. Ma ormai da tanti anni, grazie a questo coordinamento UMPLI della provincia di Treviso, ma che trova per esempio nel quartiere del Piave il Consorzio Proloco guidato da Roberto Franceschetti sempre in prima linea, addirittura come abbiamo visto, addirittura suscitatore di alcune esperienze davvero innovative e importanti, e credo che davvero ormai si stia guardando a un livello molto più alto di qualità rispetto proprio alle esigenze della comunità. È nell'ottica di una solidarietà sociale che investe la cultura, l'ambiente, le tradizioni, il senso profondo della solidarietà sociale. Quindi, come a dire, i volontari oggi si mettono nella disponibilità di essere davvero un sostegno concreto al miglioramento, al migliorare dal punto di vista qualitativo la vita dell'intera comunità. Quindi credo sia un unicum, una cosa speciale del nostro territorio che va ovviamente valorizzata e salvaguardata. Rispetto insomma, alla storia delle Proloco, in questo senso è cambiato qualcosa negli ultimi anni? C'è una maggiore sensibilità o c'è sempre stata questa sensibilità? Allora, le Proloco nascono come esigenza primaria, come elemento costitutivo delle comunità. Bisogna dire che negli anni, ripeto, proprio perché si è capito, e in particolare in provincia di Treviso, nel Veneto, che da sempre segna elementi di volontariato speciale, ma anche l'elemento in rete organizzato delle Proloco, quindi i consorzi locali, l'elemento provinciale, poi regionale, anche nazionale, ha trovato negli anni un'attenzione nuova a qualificare sempre di più l'attività, la presenza, il modo di essere di queste associazioni. Quindi non solo quella che viene sempre considerata l'elemento della sagra, che oggi ha comunque un valore grandissimo, perché è l'elemento della coesione sociale, del ritrovarsi tra le persone, del mettere a disposizione anche il senso proprio della comunità, ma anche, come dire, interventi, proposte, iniziative che vanno nel segno della cultura, della difesa del paesaggio, della tutela dell'ambiente, la capacità di mettere in campo anche esperienze di tradizione, valorizzazione dei temi enogastronomici. Pensiamo anche di recente a tutta l'iniziativa che riguarda gli Stati Generali del Turismo, l'inserimento proprio della dimensione delle Proloco dentro la programmazione più ampia che riguarda proprio i temi legati al territorio. Quindi, come dire, sono un'anima di volontariato nel territorio che però si spende con sempre maggiore qualità, con sempre maggiore attenzione a far sì che tutto questo sia un servizio davvero di qualità, qualificato per la comunità. Allora, questo è un progetto da quanti anni? 19 anni. Chi progetta e arriva a ideare un'iniziativa del genere trova un importante sostegno con le Proloco, con i volontari. Ci dovrebbe fare di più invece a livello di istituzioni per questi progetti? Chiaro, sempre di più a livello di istituzioni per questi progetti. Noi contiamo nel patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Treviso, i comuni della provincia di Treviso danno tutti il loro patrocinio. Vediamo che c'è un po' di difficoltà nel reperire magari nuovi volontari oppure far passare proprio il messaggio dell'importanza di questa iniziativa. Però troviamo anche molti sindaci, molte giunte disponibili a promuovere questa iniziativa, a pubblicizzarla e anche ad essere presenti nel momento in cui noi facciamo il momento di rendiconto dell'iniziativa, perché noi ai primi di dicembre incontriamo tutti i volontari che hanno partecipato, i sindaci dei paesi dove risiedono le case. Lo possiamo anche dire, dove sono le... Sì, allora ne abbiamo una a Cavrieri di San Biagio di Callalta, una a Bidor, una a Breda di Piave, una a Preganziol, una a Volpago del Montello, una a Soligo, una a Castelfranco Veneto, una a Vazzola, una a Orsago e una a Treviso.
Quindi è tutta la provincia, ben distribuito. Sì, sì. E poi i fruitori di questa iniziativa cosa dicono? Insomma, cosa contenti, immagino? Sì, sono molto contenti. Noi appunto quando li incontriamo ai primi di dicembre, durante la nostra serata di ringraziamento per i volontari, anche in cui rendiamo appunto nota la cifra che abbiamo raccolto, invitiamo anche gli ospiti di queste case e così per una sera hanno la possibilità di uscire loro dalla casa e di venire appunto con noi, ma anche per noi volontari di trascorrere una serata con loro e quindi di conoscerli. Prima che fosse ideata questa iniziativa, quindi come si trovavano? Com'era il futuro di queste persone? Ma era duro, nel senso che toccava le famiglie gestirli e quindi con molte difficoltà, perché ad esempio le case che noi abbiamo visitato sono dotate di tutti gli ultimi arredi, quelli più adatti alla loro situazione, costi che ovviamente magari una famiglia si trova in difficoltà a dover sostenere. Marco Zavota, allora torniamo alle Proloco. Quando parliamo di Proloco, da un po' di tempo a questa parte parliamo anche però di difficoltà, perché difficoltà proprio concrete e specifiche legate spesso alla burocrazia, legate a una giungla di regolamenti che minano il valore fondante delle stesse Proloco. Abbiamo realizzato diversi servizi nel corso dei mesi, anche negli ultimi anni, insomma, perché è un problema che risale, diciamo, agli ultimi anni sulle grandi restrizioni per la sicurezza, che sono importanti e giuste, ma che dovrebbero semplificare invece che ostacolare. Ce ne sono altre importanti restrizioni, per esempio a livello ambientale. Com'è la situazione da questo punto di vista? Perché ci eravamo lasciati appunto con mesi fa con un impegno forse parlamentare, il precedente governo però è rimasto così in sospeso, come spesso accade purtroppo. Le Proloco conoscono sostanzialmente quello che spesso purtroppo nel nostro paese anche un certo tipo di volontariato si ritrova ad affrontare, cioè dei vincoli dal punto di vista burocratico, dei vincoli dal punto di vista anche dei temi organizzativi della sicurezza che spesso vanno ad incidere o a penalizzare pesantemente quello che è invece l'ordinaria attività di associazioni che, come dire, viaggiano appunto con un'esperienza di totale generosità e gratuità, non si mettono nell'ottica di organizzare business, organizzare eventi che vanno nel senso appunto della professionalità o quant'altro. Quindi l'impegno che c'è stata una forte mobilitazione, qua bisogna dare atto, e c'è stato anche un riscontro importante dal punto di vista dei mass media e dell'opinione pubblica per dire: guardate che se noi, tra virgolette, uccidiamo le Proloco, cioè le penalizziamo all'inverosimile, rischiamo di perdere quello che è l'anima fondamentale, l'anima vera, autentica delle nostre comunità. Rischiamo di penalizzare coloro che gratuitamente, quanto vuol dire oggi il termine gratis, si spendono ogni giorno per la vita e in positivo per la propria comunità. Quindi l'impegno che c'è stato a livello parlamentare e non solo è quello di riuscire via via a mettere in campo delle normative, come dire, a fare in modo che questi vincoli dal punto di vista burocratico e dal punto di vista della sicurezza siano allentati e in qualche modo si tenga conto in effetti dello specifico che è rappresentato appunto dalle Proloco. Quindi non ci possono essere norme talmente restrittive in considerazione anche di eventi che hanno, come dire, un valore anche limitato, un valore locale, e quindi, come dire, anche tutto impostato su un certo tipo di volontariato che ovviamente non può essere messo nella situazione di non riuscire neanche ad adempiere ai propri compiti. Quindi l'impegno c'è, la sensibilizzazione delle istituzioni mi pare che sia passata molto negli ultimi tempi e ci auguriamo che seguono fatti concreti, insomma, ecco, che non ci ritroviamo nella condizione in cui in tante assemblee o occasioni delle Proloco riunite a livello regionale e provinciale ci sia sempre questo grido d'allarme e questa richiesta per dire: rischiamo di morire e rischiamo che i nostri presidenti, no, che hanno poi la responsabilità diretta magari civili e penali, siano degli eroi, no, perché si trovano a svolgere questa funzione che ha dei limiti e delle incombenze e delle necessità dal punto di vista degli adempimenti davvero gravose, insomma, questo sì. Ritorneremo fra pochissimo proprio su questo tema e poi torneremo a parlare dell'iniziativa del 10 novembre, subito dopo la pubblicità. Migliore.
Rieccoci in diretta, allora Proloco e dintorni, non solo sagre, anche importanti iniziative solidali come quelle che stiamo raccontando questa sera, come il progetto frutto di un sostegno sociale, ci torniamo fra pochissimo. Prima della pubblicità eravamo con Marco Zavotti e stavamo parlando della spina nel fianco un po' delle Proloco di questi anni, di questi mesi, la giungla burocratica, le difficoltà appunto che vengono poste di fronte ai cuori portanti insomma, del volontariato in Veneto. Cito alcune parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, poco più di un mese fa, anzi poco meno di un mese fa, alla festa delle Proloco a livello regionale a Piazzola sul Brenta, è tornato a parlare, si era nelle vicinanze della tragedia di Trieste, lo ricorderete, i due poliziotti uccisi in questura, e il Zaia disse: il nostro è un paese strano dove i volontari vengono trattati come delinquenti mentre i delinquenti non si possono ammanettare. Per questo alle Proloco dico grazie. Se domani si spegnessero le luci delle Proloco, è bene ricordarlo, del turismo in Veneto ne vedremo davvero poco. So che voi volontari avete un problema di cui la vicenda di Refrontolo è solo la punta dell'iceberg, chiaramente fa riferimento al caso del molinetto della Croda. Ma è solo grazie alle Proloco, ha detto Zaia, se abbiamo nel nostro territorio dei veri fenomeni agroalimentari e turistici grazie al lavoro di valorizzazione dei volontari. Le Proloco sono il front office delle istituzioni. Chiaramente quella di Refrontolo è il caso limite perché c'è stata una questione ovviamente penale, la tragedia, il dramma eccetera, e ci fu anche la mobilitazione regionale, lo ricorderemo, la marcia delle Proloco. Le parole di Zaia insomma toccano un punto dolente ed è quello di cui stavamo parlando. Sì, io credo che quando il Presidente parla di front office riconosce effettivamente quello che è l'impegno quotidiano che viene svolto, perché giustamente anche penso a quello che avviene nel quartiere del Piave, no? Con le iniziative sui eventi, la comunicazione, il coordinamento con le altre associazioni, l'attenzione alla valorizzazione di tutta una serie di appuntamenti che vanno nel segno di valorizzare le tradizioni, promuovere l'enogastronomia del territorio, essere come dire, dei primi attori riguardo a tutta una serie di attenzioni per quello che sono effettivamente le espressioni vitali della comunità. Come a dire, poi tutta l'attenzione nuova, la presenza nuova delle Proloco attorno ai progetti concreti di turismo legati al territorio, quindi anche legati all'IAT e legati anche all'attenzione all'info, come avviene all'InfoPoint in tante occasioni. Quindi, come a dire, davvero hanno questa sensibilità, che tra l'altro è popolare, si muove dal basso, riesce a mettere insieme competenze, sensibilità, valorizzare persone che davvero hanno a cuore, sentono davvero la comunità. Quindi è questo il tema. Noi abbiamo uno straordinario valore, è un unicum, e questo valore va tutto custodito, va preservato e declinato soprattutto nel tema della modernità di oggi. Da questo punto di vista io l'altra sera, quando ci siamo incontrati anche a Combai, con tutti i volontari per frutto del sostegno sociale, mi sono permesso di dire: questo è patrimonio UNESCO, cioè nella terra appunto delle colline Conegliano Valdobbiadene noi abbiamo un unicum, una realtà speciale che è fatta di tutte quelle persone che ogni giorno sentono il dovere, la missione civica di essere in prima fila nella valorizzazione e nella promozione delle proprie comunità. Queste difficoltà rischiano di far passare la voglia a uno di diventare volontario? Cioè negli ultimi anni il reclutamento è diventato più difficile? Allora, il reclutamento insomma, si soffre inevitabilmente perché si sa che il tema delle giovani generazioni oggi non è facile per nessuno. Al di là diciamo, dei problemi? Sì, al di là dei problemi. Però quello che si può capire, si può vedere, ma penso a tante iniziative come ad esempio l'altra sera parlavamo di Ciamapa Nevin, cioè l'iniziativa del 5 gennaio, ma tante altre che riguardano anche i giochi storici nelle piazze, le feste popolari. I giovani ci sono e si vedono, e devo dire che si vede un ritorno. Insomma. Esattamente, ci sono perché appunto c'è oggi questa richiesta nuova di recupero di identità, di radici, no? Di esperienze che vogliono dire proprio la storia della propria comunità. E allora si capisce che chi ama, chi è pro loco, è come dire il primo interlocutore, è l'interlocutore naturale che dice: noi abbiamo a cuore il nostro paese, la sua storia, la sua collocazione, la sua presenza, e noi vogliamo essere parte attiva. Le pro loco danno la possibilità a chiunque di poter offrire un proprio servizio, una propria competenza, una propria abilità dentro uno schema di generosità, e oggi noi sappiamo che questo è un messaggio
profondissimo, validissimo per la società di oggi, cioè qualcuno che si spende per gli altri e nulla chiede, gratis. Forse i ragazzi ritornano anche perché hanno capito che quello che diciamo stasera, che non è solo la sagra, Certamente. è appunto valorizzazione del territorio, tradizione, che è un settore che trova i giovani sempre più sul campo, il recupero della tradizione, molti giovani si stanno spendendo su questo. Allora, i volontari, che diceva Zabotti, sono il vero patrimonio UNESCO, storie di volontari legate a questa iniziativa. Guardi, l'anno scorso abbiamo organizzato una visita guidata per i volontari in 3 comunità alloggio, una di Treviso, quella di Vidor e quella di Soligo, e abbiamo fatto vedere ai volontari le strutture, quindi dove vivono questi ragazzi, le cucine, le sale da pranzo, i salotti, le camere, i bagni, come trascorrono una giornata, e devo dire che è stata un'esperienza molto emozionante, molto partecipata, perché abbiamo avuto un'accoglienza da parte di queste case che veramente a braccia aperte ci hanno aperto il cuore e ci hanno dato ancora più voglia di continuare con questa iniziativa. Riporto anche altri 2 esempi. Sì. Abbiamo un'associazione che il 10 di novembre sarà in piazza la mattina per la distribuzione delle cassette di miele, e nel pomeriggio, come ogni anno, si recherà all'interno di una casa per passare il pomeriggio in compagnia dei ragazzi disabili. E un altro esempio che vi porto è di una famiglia che c'è nel Montello. Questa famiglia ha un figlio disabile e questa famiglia, per ringraziare il gruppo Alpini che nelle giornate di sabato e domenica sarà in piazza con le cassette di miele, ogni anno offre un pranzo a casa loro a tutto il gruppo Alpini. Beh, fantastico. Sì. Non abbiamo detto volontari, questi tanti volontari, età le più disparate, c'è una fascia? Le più disparate, abbiamo ragazzi più giovani? Ma siamo anche intorno ai 14-15 anni. Quindi già cominciano, Sì, ecco, da giovanissimi. Fino agli alpini, il più anziano? Sì. Più anziano siamo anche intorno agli 80 anni, mi fa pensare ad un alpino. Quindi un alpino. gli alpini Sì. straordinari, quindi è un esercito proprio, Sì. l'esercito pacifico dei volontari. Ricordiamo allora, siamo quasi in chiusura, ricordiamo 10 novembre cosa accade? 10 novembre troverete i volontari di Frutto di un Sostegno Sociale nelle piazze del paese con le cassettine di miele. E quindi è importante, insomma, contribuire per la creazione, per aiutare? Per il mantenimento, per la costruzione di comunità alloggio per disabili adulti in provincia di Treviso. Marco Zabotti, se domani sparissero come per magia tutte le Proloco, che Veneto sarebbe? Non sarebbe più Veneto, perché non c'è alcun dubbio che le Proloco sono parte integrante, sono come dire un elemento costitutivo, è una carta d'identità del Veneto che risulta soltanto se c'è questa presenza di volontariato, ed è una presenza, io mi permetto anche di dirlo, grazie alle Proloco, di coordinamento, di collaborazione con tante altre associazioni. La bellezza di queste esperienze sono anche che attorno a questo tema della disabilità, ma anche attorno a altri temi che riguardano la valorizzazione del territorio e delle comunità, c'è questa capacità di Proloco di spendersi insieme agli altri, ed è una bellissima cosa. Altra cosa, la provocazione del volontariato alle istituzioni a far bene il loro mestiere, nel senso, il tema del dopo di noi emerge da una iniziativa che nasce dal basso. Quindi queste Proloco, che sono sensori sensibili del territorio, che lanciano un'iniziativa che poi diventa, come diventerà il 10 novembre, giornata della disabilità a livello provinciale. Come a dire, noi prendiamo atto che attorno a questo pensiero, questa riflessione e questa azione concreta ci sono istituzioni che devono fino in fondo, come dire, mettere in campo idee, iniziative, risorse per far sì che la qualità della vita di questa comunità sia migliore. Molto spesso vengono dal basso gli esempi alla politica, che dovrebbe essere invece in prima linea. Gli ultimi 30 secondi, faccia conto di avere davanti a sé un giovane che è incerto se fare volontariato. Perché volontariato nelle Proloco? Perché volontariato nel Proloco? Perché è pro. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che con il sorriso, con l'animo buono e generoso, decida di spendere qualcosa del suo tempo per gli altri. È più quello che riceverai di quello che riuscirai a dare, perché noi abbiamo bisogno della tua competenza e sensibilità, ma sappi che nelle situazioni in cui dai valore e dai il bene alla comunità, sarai tu che potrai arricchirti in temi di umanità e di capacità di bene verso tutti. Il messaggio deve essere, insomma, recepito. Grazie a Marco Zabotti, davvero, grazie a Maria Elena Filippi. 10 novembre è importante che ci siate tutti, insomma, nelle piazze dove
si vendono queste mele perché servono per un progetto importante. Grazie per averci seguito, arrivederci.